Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Amici di Ciclismo Web, buon pomeriggio, buona domenica, questa prima domenica del mese di luglio, caldissima domenica del mese di luglio, ci ritroviamo insieme per commentare nuovamente la categoria Elite e Under 23 in uno degli appuntamenti più importanti di tutta la stagione, una prova internazionale, la 39esima edizione del Giro del Medio Brenta, che è proposto dal Veloce Club Villa del Conte del presidente Michele Michielona. La nostra squadra è pronta, tra l'altro oggi arricchita anche da un secondo mezzo aereo, quindi un secondo drone, per riuscire a coprire non solo i movimenti agonistici dei corridori alla partenza, che hanno preso il via alle 12:45 dalla Villa del Conte, ma anche chiaramente il paesaggio e gli aspetti, diciamo così, più importanti dal punto di vista paesaggistico, soprattutto dell'altopiano di Asiago, dove questa prova si concluderà. Si snoda tra le province di Padova e di Vicenza, con partenza appunto a Villa del Conte, i primi 75 chilometri in circuito da ripetere 5 volte tra le località appunto di Villa del Conte e di Campo San Martino, e poi oltre 100 chilometri in linea per raggiungere l'altopiano di Asiago e Gallio, dove ci sarà un passaggio, dove è posto l'arrivo, e dove ci sarà un passaggio a poco più di 25 chilometri dal traguardo. Queste sono le immagini registrate stamani alla partenza, con le tradizionali operazioni di foglio firma dallo stabilimento Ballan, che è uno degli sponsor e lo sponsor più importante della manifestazione. Tra l'altro questa 39esima edizione del Giro del Medio Brenta ha anche diversi altri titoli, tra cui anche il 38esimo trofeo Memorial Genesio Ballan. Ecco il collegamento con l'importante azienda padovana impegnata come sponsor nel ciclismo da tantissimi anni, con tante esperienze anche nel mondo professionistico, e ora con la formazione Continental della MBH Bank Ballan, che il prossimo anno farà il grande salto nel professionismo vero e proprio nella categoria professionale.
Professional. Gli altri titoli: la 18ª medaglia d'oro alla memoria del cavaliere Michele Onsergio, 17ª medaglia d'oro alla memoria di Luciano Ballan, il trofeo artistico memoria del DS Enzo Fior, e poi vari altri premi di classifica. Queste sono già immagini registrate che riguardano invece il via ufficiale, che è stato dato puntuale alle ore 13, e sono ben 175 chilometri da coprire, 175 e 400 per l'esattezza, con la prima parte in circuito, come vi ho raccontato, con diversi, tra l'altro, anche traguardi volanti che aiutano ad animare la corsa, e poi un finale particolarmente impegnativo, perché dopo Marostica si inizierà a salire verso l'altopiano di Asiago, passaggio a Gallio, come vi ho raccontato, Gran Premio della Montagna a Stoccareddo, e poi arrivo appunto nella bella località dell'altopiano di Asiago. C'è stata grande animosità fin dai primi chilometri, una prima parte di gara che è stata caratterizzata da una fuga di 15 atleti: Biagini, Almutabei, Nencini, Baseggio, Rigatti, Gojkovic, Tomsic, Cafueri, Di Camillo, Busanello, Harding, Spreafico, Granger e Gialli, e Burani del team Opla. Burani del team Opla, stiamo vedendo le immagini live dalla corsa, che è stato l'ultimo ad essere raggiunto, ripreso. Non abbiamo ancora informazioni se nel frattempo, no, è ancora al comando Edoardo Buriani del team Opla, dorsale 159, e ha un vantaggio di 35 secondi su un gruppo al suo inseguimento. Queste sono immagini live che ci arrivano dalla corsa. Si è iniziato a salire verso Crosara, verso dopo aver attraversato chiaramente Marostica, per arrivare agli oltre 1000 metri, 1038 metri di Bocchetta Golgi, dopodiché ai 1090 metri di Asiago, dove si transiterà dopo, quando mancheranno 25 chilometri e 200 metri al traguardo. Questo è il gruppo di atleti che sta conducendo la gara, quindi è stato raggiunto anche il dorsale 159 Buriani. Abbiamo la testa della corsa, che è composta dai seguenti atleti: Matteo Ambrosini e Diego Bracalente, che abbiamo visto tra l'altro protagonista anche al campionato italiano Under 23 di Darpo Boario Terme domenica scorsa, della MBH Bank Ballan. Abbiamo con il dorsale 4 Luca Cretti, sempre della MBH Bank Ballan, pertanto 3 gli elementi della formazione particolarmente motivata, la possiamo chiamare formazione di casa, anche se la sede è in provincia di Bergamo, però lo sponsor principale è appunto Ballan, che è uno dei promotori di questa manifestazione internazionale, quindi la volontà da parte degli atleti di questa formazione di mettersi in grande evidenza. Poi abbiamo il dorsale numero 8 Filippo Torconi della VF Group Bardiani CSF Faizanè. Abbiamo con il dorsale 14 Matteo Pablo Torres Ramirez della UAE Team Emirates Gen Z, corridore ecuadoriano. Abbiamo con il dorsale numero 20 una vecchia conoscenza, eccolo qua, Valerio Conti della Solution Tech Vini Fantini, già protagonista tra i professionisti. Con il dorsale 24 suo compagno di squadra alla Solution Tech Vini Fantini, l'ucraino Kirilo Zarenko. E poi abbiamo con il dorsale 37 il portacolori della General Store SGB Fratelli Curia, Kevin Biel, corridore danese. Questi sono gli 8 atleti che stanno guidando la corsa. Al loro inseguimento abbiamo un corridore che è cronometrato con un ritardo di 26 secondi e mancano, come vedete in grafica, poco più di 48 chilometri al traguardo. Pertanto siamo più o meno, abbiamo attraversato Crosara e su Crosara, su alcune località, tra cui appunto Crosara, abbiamo preparato anche delle cartoline che poi più avanti vi faremo vedere, anzi no, la regia la propone immediatamente, la scheda di Crosara, che è una frazione di Marostica che sorge lungo il versante meridionale dell'altopiano di Asiago, non lontano dal comune di Lusiana Conco. Il nome deriva dal termine veneto che significa crocevia. Chi conosce
il dialetto veneto sa che appunto Crosara viene tradotto poi in italiano crocevia. Appunto questa è la località che gli atleti hanno superato poco fa, con questa situazione che vede 8 corridori al comando. Al loro inseguimento abbiamo il dorsale numero 29 e si tratta del portacolori della BS Carrera Premac, il polacco Filip Grudziński, spero di averlo pronunciato bene, che si sta ormai portando sugli 8 corridori al comando, perché sono lì vicini, siamo in salita, si sta pedalando in salita, lo vedete chiaramente, 100-120 metri il ritardo del polacco, portacolori del BS Carrera Premac, una delle formazioni più importanti al via, che non ha nessun elemento in testa alla corsa. Sono 30 le formazioni al via, 168, 176 gli iscritti, 168 gli atleti che hanno preso il via. Abbiamo parlato e vi ho raccontato, vi stiamo proponendo oggi una delle manifestazioni più importanti del calendario. Questa manifestazione che è tradizionalmente, si svolge da 39 edizioni, una delle più, diciamo così, interessanti per la categoria, dopodiché vi manderemo anche i prossimi appuntamenti che vi proporremo. Nel mese di agosto il grande appuntamento con il Gran Premio Sportivi di Poggiana da Ariese Pio X, dove si sta lavorando alacremente per preparare il tutto con la solita attenzione e professionalità, e il Giro del Medio Brenta è notoriamente e tradizionalmente, manifestazione giunta appunto alla 39esima edizione, uno degli appuntamenti più interessanti per la categoria, che i corridori cerchiano sempre con grande attenzione nel tentativo di farsi trovare pronti naturalmente per essere della partita e per essere competitivi in un percorso particolarmente, tra l'altro dal punto di vista tecnico, particolarmente interessante. Vediamo se il polacco della BS Carrera Premac riuscirà a breve a agganciare il gruppo di 8 atleti che sta guidando la corsa. Il suo ritardo in precedenza veniva cronometrato intorno ai 26 secondi, questo è l'aggiornamento di radiocorsa, io credo che in questo momento saranno intorno ai 15 secondi, però l'andatura davanti, come vedete anche in questo tratto di leggero falsopiano, in questa lunghissima salita che porta all'altopiano di Asiago, consente agli uomini di testa di fare un'andatura molto veloce e rende tutto più complicato per Filip Grudziński, polacco classe 2005 della BS Carrera Premac. Dario Nicoletti, lo storico direttore sportivo della formazione, anche lui ex professionista, come tanti dei direttori sportivi che sono impegnati in questa categoria. Formazione di riferimento, per le ragioni lo è in tutte le manifestazioni a cui partecipa, ma a maggior ragione oggi, considerata insomma, che l'organizzazione è di responsabilità del Veloce Club Villa del Conte, del presidente Michele Michelon. Tra l'altro poi avremo diversi contributi, tra cui anche un'intervista al presidente della società organizzatrice, però tra diciamo, i sostenitori anche economici della manifestazione c'è l'azienda Ballan, che è uno degli sponsor principali della MBH Bank Ballan, che è scesa a Villa del Conte in forze appunto con Matteo Ambrosini, Diego Bracalente e Luca Cretti, che fanno parte degli 8 corridori di testa, a cui si aggiungono Cesare Chesini, Pavel Novak e Manuel Oioli, tutti 6 componenti di questa formazione, 6 corridori di grandissima qualità. Tra l'altro Pavel Novak ha conquistato un successo anche all'ultima edizione del Giro d'Italia, dedicato Giro Next Gen si chiama, dedicato appunto alla categoria Under 23.
45 km al traguardo con la nostra squadra che oggi è formata dalle consuete due moto ripresa. Su Moto 1 Silvano Da Rossa alla guida e il direttore Andrea Fine, il direttore di ciclismoweb.net Andrea Fine alle riprese. Moto 2 Sante Garlante alla guida Roberto Casarin alle riprese. Abbiamo il primo drone che è gestito da Andrea Tonin e il secondo drone che è gestito invece da Paolo Allodoli. Oggi c'è questo strumento in più che ci consentirà di coprire meglio la corsa e anche ci consentirà di farvi vedere le bellezze paesaggistiche dell'altopiano di Asiago. In regia, in studio qui a Cartigliano, insieme al sottoscritto che vi fa compagnia nel racconto della manifestazione e a coordinare il lavoro di tutta la squadra, appunto in regia Manuel Cantone e Fabio Simonetto. Quindi la squadra al completo è oggi arricchita anche da un ulteriore strumento tecnologico, il secondo drone, per aiutarci a proporvi un prodotto di sempre maggiore qualità. Stiamo arrivando ormai quasi in cima all'altopiano di Asiago, ci sarà il Gran Premio della montagna che è in programma a Stoccareddo, quando siamo già sull'altopiano, anticipato da un tratto in discesa e poi si salirà in questo tratto appunto dove in cima a Stoccareddo ci sarà il Gran Premio della montagna, 932 metri di altitudine, uno strappo di circa 2 km ma con pendenze molto impegnative, dove è stato posto l'unico Gran Premio della montagna di giornata. Mancheranno a quel punto 16 km e 300 metri al traguardo, quindi avremmo già effettuato l'unico passaggio sulla linea del traguardo prima appunto della designazione del vincitore della 39esima edizione del Giro del Medio Brenta, perché il passaggio sulla linea del traguardo di Gaglio è in programma quando mancheranno 25 km e 200 metri al traguardo. Una prova che complessivamente, come vi ho già raccontato, misura 175 km e 400 metri. Si fa molto dura per il polacco della BS Carrera Premac, Filip Gruzdziński, perché davanti la velocità è sempre molto elevata. Il gruppo viene cronometrato nel frattempo a 54 secondi, invece l'ultimo rilevamento cronometrico dà il polacco della BS Carrera Premac a 16 secondi di ritardo, quindi avevo contato in modo corretto, avevo contato 15, la di informazione da 16. Il ritardo del polacco nei confronti del gruppo di testa composto da Matteo Ambrosini, Diego Bracalente e Luca Cretti della MBH Bank Ballan, Matteo Ambrosini dorsale 1, Diego Bracalente dorsale 2, Luca Cretti dorsale 4. Abbiamo con il dorsale numero 8, portacolori della VF Gruppo Bardiani CSF Faizanè, Filippo Turconi, con il dorsale 14 qui inquadrato, che ha appena terminato il suo turno di lavoro in testa al gruppo, l'ecuadoriano Pablo Mateo Torres Ramirez della UAE Team Emirates Gen Z. Abbiamo con il dorsale 20 Valerio Conti, con il dorsale 24 l'ucraino Kirillo Zarenko della Solution Tech Vini Fantini, e abbiamo con il dorsale 37 della General Store SGB il danese Kevin Biel, corridori di grande qualità, di grande spessore, che già abbiamo imparato a conoscere nei tanti appuntamenti per la categoria che vi abbiamo proposto in questa stagione e che anche oggi sono protagonisti in questa importante manifestazione che si svolge nella nostra regione tra le province di Padova, nelle fasi iniziali, e la provincia di Vicenza, queste fasi finali che vi stiamo proponendo quando mancano 43 km e 200 metri al traguardo, con Filippo Turconi che ha appena terminato il suo turno di lavoro in testa al gruppo. Nel frattempo è salito a 22 secondi il ritardo del polacco. Abbiamo Diego Bracalente in questo momento che sta
lavorando. Abbiamo, nel frattempo è uscito dal gruppo e sta pedalando con un ritardo di 58 secondi un altro portacolori della BS Carrera Premac, Federico Iacomoni, che sta pedalando con 58 secondi di ritardo. E poi abbiamo un altro terzetto che sto seguendo le indicazioni che arrivano da Radio Informazioni. A 1 minuto e 06 abbiamo il dorsale 87 Luca Fraticelli dell'Unione Ciclistica Trevigiani, Energia Pura. Il gruppo è cronometrato a 1 minuto e 19. Questa è la situazione. Si sta pedalando in salita, quindi chi ha la forza di fare la differenza chiaramente ci sta provando e sta cercando di dare consistenza, come stanno facendo gli 8 uomini al comando, dare consistenza a questo tentativo, che ho la sensazione che possa essere il tentativo che andrà a condizionare tutta la manifestazione, perché vedo un grande ritmo nei confronti del gruppo, 1 minuto e 20, alcuni corridori sono usciti, come vi ho citato, e il primo di questi è il dorsale 29, lo vediamo inquadrato, il primo inseguitore che da solo sta cercando, nel frattempo è salito a 22 secondi il ritardo del polacco. Forse converrebbe attendere l'arrivo del compagno di squadra Federico Iacomoni, sempre della BS Carrera Premac, e poi insieme provare a ritornare sotto gli 8 uomini di testa. Una corsa veramente molto interessante dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del percorso. Chiaramente una corsa che consente anche ai tecnici o ai responsabili dello scouting e delle formazioni professionistiche di osservare giovani atleti da far esordire poi nella massima categoria, appunto queste manifestazioni di levatura internazionale dove sono presenti atleti, appunto considerato il rango di manifestazione internazionale, atleti anche di formazioni molto rilevanti. Pensiamo alla UAE Team Emirates, che è rappresentata nel gruppo di testa dall'ecuadoriano Mateo Torres Ramirez, una formazione che è composta anche da 2 italiani in questa 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Si tratta di Enea Sambinello, protagonista del campionato italiano Under 23 domenica scorsa, anche lui, quarto sul traguardo di Boario, e Davide Stella, dopodiché un rappresentante degli Emirati Arabi, Mohammad Al-Mutaivei, che faceva parte del gruppo di 15 che ha caratterizzato la prima parte della manifestazione, lo sloveno Anze Raubar, lo slovacco Matti Schwarzbacher. Questi i componenti della formazione development della UAE Team Emirates. Poi abbiamo un'altra formazione di development, la Bahrain Victorious Devo, con Elia Andreaus, Santiago Basso, Lorenzo Mottes e Brian Olivo, tutti corridori italiani. Altre formazioni di levatura internazionale, va bene, il Ukraine Cycling Team, la formazione nazionale ucraina, dello club Mendrisio, formazione comunque italiana, la formazione slovena della Poggi Team Gusto Ljubljana, Poggi Team, quindi è facile capire ed intuire che il fuoriclasse sloveno è impegnato anche nel sostenere questo team giovanile. Abbiamo la formazione francese del team Buffaz Gestion de Patrimonie, abbiamo altre formazioni, la formazione greca della Kilda Cycling Club, e poi tante formazioni italiane, tra cui la MBH Bank Ballan, la VF Group Bardiani, la Solution Tech Vini Fantini, che hanno corridori davanti, la BS Carrera Premac, la Solme Olmo con Dario Igor Belletta, secondo al campionato italiano Under 23 domenica scorsa, la General Store SGB che ha davanti Kevin Biel, la società ciclistica Padovani,
la Gragnano Sporting Club, Velo Club Endrisio abbiamo detto, la Gallina Lucchini Ecotec, Aran Cucine Veius, Unione Ciclistica Trevigiani, Team Gaia Plast Bibanese, Team Buffaz, Campania Imballaggi Geotech, vi sto facendo la lista delle formazioni al via, sono ben 30 dopo aver citato quelle straniere, la Zappi Racing Team, formazione britannica, il Kilda Cycling Club, appunto formazione greca, la Società Ciclistica Valle Seriana Cene, poi abbiamo la MG Vis Costruzione Ambiente, Trentino Cycling Team, Area Zero, Team Opla, Team Bike Sicilia Multicar, e poi la Y Sport e la SD Cycling Team Valcavasia, formazione italiane che appunto stanno animando questa manifestazione. Io direi a questo punto, se la regia è pronta, di andare con le immagini. Prego Manuel, scusami, cos'è che abbiamo pronto? Perfetto, andiamo con un servizio chiuso confezionato dal nostro direttore Andrea Finn, che è una preview della manifestazione che abbiamo già iniziato a seguire. Prego la regia. Giro del Medio Brenta 2024, siamo per vedere, eccoli, lanciato lo sprint e il gran finale è da Piaggio. Si è chiusa così l'edizione 2024 del Giro del Medio Brenta con il trionfo di Sergio Meris e la festa di tutta la famiglia Ballan e del team organizzatore del Veloce Club Villa del Conte. Ma il Giro del Medio Brenta è già pronto per celebrare la propria 39esima edizione. La macchina organizzativa capitanata dal presidente Michele Michelon con il coordinamento tecnico di Flavio Miozzo è già al lavoro da mesi per regalare un'altra giornata di grande ciclismo. La classica internazionale riservata agli Elite Under 23, che quest'anno metterà in palio anche la quinta edizione del Memorial Genesio Ballan, si preannuncia ancora più affascinante e ricca di spunti di interesse in questo 2025. Con il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Vicenza, dei comuni di Villa del Conte, Campo San Martino, Cittadella, Curtarolo, San Giorgio in Bosco, Gaglio e della città di Asiago, i migliori atleti provenienti da tutte le parti del mondo saranno chiamati a misurarsi lungo i 175 km che collegano Villa del Conte al traguardo di Via Roma a Gaglio. Con le operazioni preliminari che si terranno negli stabilimenti della Ballan SPA sotto la direzione di Gianpietro Bonato ed Ercole Pittarello, ci si trasferirà come consuetudine nel cuore di Villa del Conte per abbassare la bandiera a scacchi e andare ad affrontare i primi 90 km completamente pianeggianti nell'anello disegnato tra Villa del Conte, Busiago, Marsango, Pieve di Curtarolo, Campo San Martino, Paviola e San Giorgio in Bosco. Dopo 5 giri, la carovana punterà in direzione nord per attraversare Cittadella, Bassano del Grappa e raggiungere Marostica, da dove inizierà la salita che condurrà sino all'altopiano di Asiago.
Dopo il primo passaggio sulla linea d'arrivo, un ultimo anello di 25 km completerà il programma di giornata che consentirà di scoprire il nome del successore di Sergio Meris, che lo scorso anno consentì alla macchina organizzativa Griffata Ballan di chiudere in trionfo un'altra splendida giornata di sport. Un tracciato da grande classica per un appuntamento imperdibile che annovera nel proprio albo d'oro i nomi di alcuni degli atleti più forti della storia del ciclismo, a partire da Giorgio Furlan, che ne battezzò la prima edizione nel 1986, passando per Matteo Tosatto e Damiano Cunego, che si imposero a cavallo degli anni 2000, sino a giungere a Fausto Masnada e a Giulio Pellizzari, trionfatore nel 2023. Una sfida capace di aprire le porte del professionismo per coloro che sanno esserne protagonisti. Una giornata di grande ciclismo stampata a toni indelebili nel cuore di tutti coloro che amano il mondo delle due ruote. Che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante? Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Siamo ritornati in studio dopo questa bella cartolina che ci ha proposto la manifestazione che stiamo seguendo. Abbiamo visto anche il podio dell'edizione 2024 con il successo di Sergio Meris, appunto atleta della MBH Bank Ballan, che ha riempito di gioia chiaramente quella domenica estiva del 2024 davanti a Cesare Chesini e ad Alessandro Borgo, tra l'altro, che domenica scorsa si è laureato campione italiano della categoria Under 23. Quindi io direi di andare, abbiamo un'altra cartolina che vi presentiamo, una delle località in cui è già transitata la corsa. Si tratta di Sasso, l'unica frazione del comune di Asiago, si trova in posizione marginale rispetto al resto del territorio comunale, al centro di uno stretto corridoio che si estende dal Col del Rosso fino alla confluenza della Val del Sasso, della Val Frenzela e della Val Stagna. Questa è la località appunto di Sasso. Mi suggeriscono dalla regia che stiamo tentando di ci siamo già riusciti di mettere in onda il collegamento con Romina Disconzi. Ciao Romina, buona domenica, che si trova a Gallio e seguirà per noi. Vedo alle tue spalle un signore con un ombrellino aperto, non avrà mica iniziato a piovere. Ciao Romina. Ciao Silvio, buona domenica a voi. Allora, qui vi do due parametri. Il primo è che ci sono 17 gradi. Il secondo è che siamo reduci da un vero e proprio acquazzone. Adesso i nuvoloni sembrano transitare altrove, ma da quello che vedo alle mie spalle, l'incognita meteo è pesante oggi. Ah, direi di sì a questo punto. Quindi è appena terminato uno di quei classici, perché ormai lo sono diventati purtroppo, temporaloni estivi che con questo grande caldo. Allora, dal punto di vista della temperatura ti invidiamo un po', perché qui in pianura dove siamo noi non è più una temperatura torrida come è stata fino a ieri, però insomma siamo abbondantemente vicini ai 30 gradi, anche se qui in studio, come sai, si sta discretamente bene. Quindi questo è un ulteriore elemento che potrà condizionare dal punto di vista proprio del risultato e dal punto di vista tecnico la manifestazione. Indubbiamente, anche perché tieni conto che noi siamo più o meno a 20 km dal passaggio qui a Gaglio. La carovana transiterà qui a Gaglio e poi dovrà affrontare la salita di Stoccaredo dove è piazzato il GPM e poi torneranno per il traguardo. L'incognita meteo è pesante, anche perché non so come sia stato in pianura, perché io a un certo punto nel trasferimento ho perso le condizioni meteo del gruppo attuale, però qui se
meteo assiste, riusciranno ad arrivare quantomeno con le strade solo bagnate, altrimenti l'acquazione è garantito. Allora io Romina, così aggiorno anche te, iniziano ad arrivare nuovamente immagini dalla corsa, sempre con gli 8 corridori al comando, pertanto il gruppo degli 8 è formato da Ambrosini, Bracalente e Cretti della MBH Bank Ballan, Turconi della VF Group Bardiani CSF Faizaneh, Ramirez della UE Team Emirates, Conti e Zarenko della Solution Tech Vini Fantini e Biel della General Store. Sono questi gli 8 corridori che stanno guidando la corsa. Ti do anche l'aggiornamento sul loro vantaggio, che non è cambiato, non ci sono aggiornamenti perché il dorsale numero 29 non è riuscito a rientrare, l'ultimo il polacco della BS Carrera Premac Filip Gruszinski, che veniva cronometrato nell'ultimo aggiornamento a 29 secondi di ritardo. Dove sta transitando la corsa in questo momento non c'è il sole, ma la strada è ancora asciutta, quindi la corsa deve ancora incontrare la pioggia a questo punto, visto che, come ci hai raccontato, sulla linea del traguardo di Gaglio ha smesso, è passato questo acquazzone violento ma veloce. Auguriamoci che la corsa venga esentata dall'incrociare l'acqua e il temporale. Nel frattempo c'è un nuovo aggiornamento sul ritardo di Filip Gruncischi, che è salito a 54 secondi, il gruppo principale è cronometrato a 2 minuti e 27, quindi ho la netta sensazione, mi ero sbilanciato anche prima, ma ora a maggior ragione, considerato il ritardo del gruppo. Siamo al chilometro 142, quindi mancano praticamente poco più di 30 km dal traguardo, quindi 7-8 km al passaggio da Gaglio, con gli 8 uomini al comando che cominciano ad avere un vantaggio veramente molto rilevante nei confronti del gruppo principale. Sì, infatti dal palco sentivo che avevano appena annunciato il passaggio dei primi battistrada almeno a 10 km, per cui oramai ci siamo. Sì, ormai ci siamo e ribadisco, la corsa non ha ancora incontrato fino a questo momento, e speriamo non accada, la pioggia, perché le strade sono comunque pulite, asciutte, non sono strade bagnate, quindi si avvicina proprio in questo momento Flavio Miozzo, che è alla guida della Miraglia della MBH Bank Ballan, tra l'altro il coordinatore tecnico della manifestazione, lui che vive da tanti anni proprio a Villa del Conte, che dà indicazioni ai suoi 3 uomini. La formazione tra l'altro della MBH Bank Ballan, che è in netta superiorità numerica nel gruppo di testa, perché ha ben 3 elementi a rappresentarla: Matteo Ambrosini, Diego Bracalente e Luca Cretti. È senza dubbio, Romina, il faro della manifestazione, la squadra oggi diretta da Flavio Miozzi. Questo indubbiamente. Poi mi è stata anticipata anche la presenza di Gibo Simoni qui a Gaglio, ancora non l'ho incrociato, ma sarò la prima a chiedere la parola nel momento in cui lo incontrerò, perché vi ricordate che Gibo Simoni ha indossato la maglia della Ballan e questa corsa l'ha anche percorsa quando lui ovviamente correva nella categoria, e ha inserito il suo nome nell'albo d'oro del Giro del Medio Brenta, per cui insomma cercherò anche di raccogliere le sensazioni a caldo di uno dei corridori che ha scritto la storia del ciclismo italiano. Assolutamente, Gibo Simoni, e ti chiedo la cortesia anche di salutarmelo, che tra l'altro di questa formazione della MBH Bank Ballan è il responsabile della squadra juniores, quindi ha la responsabilità di seguire la formazione, diciamo così, sviluppo, quella che questa squadra, lo ricordiamo, nella prossima stagione 2026 farà il grande salto nel mondo, nel vero e proprio mondo del professionismo, perché salirà al rango di formazione professional, e quindi l'opportunità per tanti ragazzi di questa formazione, per quelli più talentuosi, per coloro che hanno saputo mettersi in evidenza, di fare il grande salto nel mondo del professionismo. Ora vediamo l'ammiraglia della formazione della General Store con Daniele Calosso alla guida. C'è Kevin Biel, talentuoso corridore danese,
che è in testa e fa parte del gruppo di 8 atleti che è al comando della corsa. Ultimo rilevamento, il vantaggio nei confronti del dorsale numero 29 Filip Gruncinski, polacco della BS Carrera Premac, che continua tutto solo all'inseguimento degli 8 uomini di testa, è salito a 1 minuto e 05. Pensate, il polacco era arrivato a 16 secondi di ritardo dagli 8 uomini che invece continuavano a girare con grande determinazione ad altissima velocità, ed è diventato praticamente impossibile, e ritengo, per l'esperienza insomma che ho accumulato in diversi anni di corse, che a questo punto sia praticamente una mission impossible per il giovane polacco riuscire ad entrare sul gruppo di testa. Mancano 4 km al passaggio ormai, Romina, quindi se sei d'accordo restiamo in linea, così ti passerò appunto la linea quando ci sarà il passaggio sulla linea del traguardo, così ci potrai raccontare anche le sensazioni che hai relativamente alla possibilità di vedere in faccia i corridori. Pertanto insomma ci potrai dare questa sensazione che noi dalle immagini insomma possiamo solo tentare di interpretare. Continuano gli 8 al comando. E non sta ancora piovendo, Romina, diciamo che da questo punto di vista... No, infatti secondo me l'acquazzone è arrivato da nord, perché vedendo il passaggio che è a 4 km da qui e le strade sono pulite, a questo punto arrivava da nord. Bene, mi piace questa precisazione, così ci fai capire anche, sai che sono un improvvisato appassionato anche di meteorologia, no? Pertanto, no, non insomma, lo sapevo. no, non lo sapevi, no? Insomma, ogni tanto mi lancio in questo tipo di... ma sono un appassionato, ecco, non un esperto, è un'altra cosa, essere esperti è un'altra cosa. Vedi che però nel passaggio si vedono i nuvoloni là. Sì, si vedono e come, ma sai, in montagna soprattutto ora cominciano ad incrociare un po' di strada bagnata, quindi qua dove sta transitando la corsa in questo momento qualche goccia d'acqua è arrivata, c'è quella situazione che non è mai ottimale, soprattutto quando si pedala in discesa, di strada asciutta con alcuni tratti ancora bagnati. Gli 8 al comando sono ormai a 3 km dal passaggio. Romina, dopo il passaggio ti lasceremo chiaramente a concentrarci e a concentrarti, scusami, sulla corsa, così potrai raccontarci e aiutarci poi quando ci sarà l'arrivo al passaggio. Ricordiamo, mancheranno 25 km e 200 metri, abbiamo ancora tanti contributi da proporvi, contributi che riguardano interviste ai rappresentanti delle istituzioni, naturalmente, ad alcuni atleti. Ora strada molto bagnata, non piove, ma la strada è molto bagnata. 2 chilometri al passaggio, che saranno anche al prossimo giro gli ultimi 2 chilometri di gara, quindi la possibilità per gli atleti di verificare anche gli ultimi chilometri e di preparare un eventuale sprint, o per chi vorrà tentare, come io credo, di provare a fare la differenza prima dello sprint. Ecco che c'è la possibilità da parte degli atleti al comando di studiare per bene le caratteristiche del finale di gara. Ora ti ribadisco, strada molto bagnata, sono entrati nella zona che poco fa è stata colpita. Mi stanno raggiungendo. Sì, è stata colpita dal violento temporale. Ecco, adesso sentite, non so se riuscite a sentire, ma ci sono le sirene delle moto che anticipano il passaggio dei corridori. Certo, le motostaffette che stanno arrivando, le sentiamo anche noi, che entrano nell'audio del tuo device. Abbiamo questa bella immagine con gli 8 atleti al comando che continuano ad andare ad altissima velocità e dividendosi e distribuendosi per bene la responsabilità appunto di alimentare questo tentativo. E sulla destra, fino a poco fa, dei nostri teleschermi avevamo il polacco Gruncinski che tutto solo sta pedalando con un ritardo di 1 minuto e 05. Nel frattempo c'è una reazione da parte del gruppo, perché il nuovo aggiornamento ci indica 2 minuti e 08, quindi c'è stato un recupero da parte del gruppo. Evidentemente non abbiamo informazioni precise su quale sia o su quali siano le squadre che si sono assunte la responsabilità di provare
a recuperare nei confronti della testa della corsa. Sta di fatto che registriamo questo recupero del gruppo e c'è un leggero recupero anche di Gruszynski, che sta pedalando ora, ultimo rilevamento con 56 secondi di ritardo. A questo punto, Romina, ti passo la linea così ci racconti il passaggio del gruppo di testa. A te, Romina. Certo, come vedete io sono qui a bordo strada, ora ci sono le moto che stanno transitando con i giudici di gara a seguire, a brevissimo dovremo vedere il passaggio degli atleti, tanto ci sono le ammiraglie che anticipano il passaggio. Nel frattempo sta tornando anche qualche goccia, ma speriamo che si mantenga così e non degeneri come qualche minuto fa. Abbiate pazienza, a brevissimo dovremo vedere la testa della corsa. Dovrebbero essere ormai, Romina, te lo indico io, all'ultima curva. Ok. Prima poi di... Eccoci qua, la stanno affrontando in questo momento, curva a destra, prima di imboccare il rettilineo d'arrivo. E ti passo Esatto, la dove linea sono io. definitivamente, sono a 200 metri dal traguardo in questo momento. A te, Romina. Eccoci qua. Allora, al momento l'andatura non è sostenuta, però sembrano marciare in comune accordo. C'è Kirili Confermo Zarenko. il passaggio del trappello, esatto. Sono gli 8 che avevano annunciato. In ultima, Adesso, ovviamente, in ultima posizione del gruppetto di 8 abbiamo Luca Cretti della Esatto, MBH Bank Ballan CSB, che sta pedalando con Valerio Conti in penultima posizione. Anche loro, tra l'altro c'è proprio in questo momento, lo becchiamo prontamente mentre sta affrontando l'ultima curva, Gruszynski, il polacco della BS Carrera Prema, che tra 200 metri transiterà proprio di fronte a te, Romina. Abbiamo colto, eccolo qui, esatto, sta arrivando. Abbiamo colto il tentativo di Valerio Conti davanti. Non appena torneremo davanti cercheremo di capire, mentre Gruszynski, eccolo qua, inquadrato appunto dalla telecamera proprio del tuo device, che transita in questo momento sulla linea del traguardo. Tra poco avremo il riferimento, mentre nel frattempo c'è un ulteriore recupero da parte del gruppo cronometrato a 1 minuto e 56. Grazie, Romina, nel frattempo per il tuo Grazie a voi, contributo. recupero l'operatore, che vado a fare le interviste che poi ci ricolleghiamo. Perfetto, ci sentiamo più tardi, buon lavoro. Ciao, a dopo. Siamo nel tratto in discesa da affrontare con particolare attenzione, naturalmente dopo il passaggio da Gaglio. Lo vedete, le ragioni sono semplici, la strada bagnata dopo il violento temporale di cui ci ha parlato anche la nostra Romina Disconzi, con cui abbiamo appena chiuso il primo collegamento. Ci collegheremo con lei anche in occasione delle interviste che riuscirà a raccogliere dei tanti anche personaggi come Gilberto Simoni, che è presente sulla linea del traguardo e che speriamo di portare ai nostri microfoni. Dopo il passaggio da Gaglio a Santa Madonna del Buso si arriverà, mentre sta transitando il gruppo principale. Lo vedete, il gruppo principale che è formato da circa una trentina di atleti, non di più, quindi la selezione, come d'abitudine, è stata una selezione importante. Ricordo che erano 168 i corridori che hanno preso il via. Nel frattempo si sta arrivando in fondo a questa discesa all'inizio della salita che porterà a Stoccaredo Centro, dove è posto il Gran Premio della Montagna. Tra l'altro possiamo anticipare, chiedo alla regia, anche in sovraimpressione la cartolina di presentazione di Stoccaredo, che sarà la località dove tra poco ci sarà il Gran Premio della Montagna. Eccola qui, una frazione del comune di Gaglio, posto tra i 930 e i 950 metri di altitudine, di fronte al paese, a strapiombo sulla Val Frenzela, si innalza lo Spritzknotto,
una formazione rocciosa carsica che alcuni hanno identificato con uno dei 3 altari pagani dell'altopiano dei 7 comuni, altopiano dei 7 comuni che ha in Asiago, diciamo il capoluogo. Poi avremo anche la cartolina di Asiago, visto che siamo appunto sull'altopiano di Asiago, formato da questi 7 comuni. Stoccaredo sarà la località dove è posto il Gran Premio della Montagna, mancheranno a quel punto 16 km e 300 metri al traguardo. Io chiedo alla regia a questo punto che, bene, continuiamo con la diretta, rischiamo di darvi a questo punto, insomma, magari valutiamo se sia il caso di farlo, le interviste di alcuni attesi protagonisti lo valuteremo più tardi perché forse perdono anche di rilevanza, invece avremo la possibilità di darvi le interviste raccolte sempre da Andrea Fin ai tanti rappresentanti delle istituzioni, il sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti, il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, Luciano Sandonà e Elisa Venturini, consiglieri della Regione Veneto, e a Daniele Canella, vicepresidente della provincia di Padova, che erano presenti alla partenza da Villa del Conte e che naturalmente abbiamo raccolto anche le loro valutazioni dal punto di vista promozionale soprattutto, e anche in qualità per alcuni di loro che conosco personalmente anche di appassionati di ciclismo, anche di valutazioni sulla manifestazione che di lì a poco avrebbe preso il via. Siamo a meno di 25 km dal traguardo, in un tratto di strada, ora affrontano il tratto in discesa più impegnativo. Bella questa immagine dal secondo drone che oggi abbiamo a disposizione, ve lo ricordo, abbiamo 2 motoripresa e 2 droni, il primo gestito da Andrea Tonini, il secondo da Paolo Allodoli, che ci consente anche di vedere e di apprezzare le immagini paesaggistiche che vi stiamo proponendo dell'altopiano appunto di Asiago, l'altopiano dei 7 comuni che nelle ultime edizioni, per esempio della Corsa Rosa, è stato anche sede di arrivo, sede di tappa, come anche nell'ultima edizione 2025. Questa è la discesa che porta all'inizio poi del successivo Gran Premio della Montagna a Santa Madonna del Buso, dove si inizierà a salire verso Stoccaredo. Saranno esattamente 1900 metri con pendenze anche decisamente importanti, e vedremo se in quel tratto dove in cima poi è posto il Gran Premio della Montagna qualcuno degli 8 uomini al comando proverà a fare la differenza. Nel frattempo l'ultimo aggiornamento soprattutto del ritardo del gruppo principale, attenzione, il gruppo principale che è formato da 30-35 unità, l'ultimo aggiornamento ci segnalava 1 minuto e 56 di ritardo, quindi diventa, direi, abbastanza complicato pensare che ci possa essere un recupero. Velocissimo tratto in discesa, dopodiché i corridori inizieranno a salire verso il Gran Premio della Montagna di Stoccaredo. Anche in questo tratto in discesa c'è stata un po' di selezione, vedete 3 atleti con una cinquantina di metri di vantaggio rispetto ad altri 2 e un altro terzetto ancora più in ritardo. Vedete che anche la discesa contribuisce a fare selezione, lo vediamo chiaramente da queste belle immagini dall'alto che ci consentono di capire che tipo di evoluzione sta prendendo la corsa. Ho la sensazione che i 3 uomini al comando siano proprio i 3 portacolori della MBH Bank Ballan CSB, Ambrosini, Braccalente e Cretti. Ora, questa immagine dall'alto ci fa apprezzare certamente il paesaggio e ci fa capire anche che tipo di situazione ci sia nel gruppetto degli 8 atleti, però è difficile cercare di individuare. Qui siamo in fondo al tratto di discesa e si inizia a salire verso il Gran Premio della Montagna. Bellissime queste immagini dall'alto che ci consentono di apprezzare l'aspetto paesaggistico. 5 al comando, quindi sono rientrati e sono molto vicini anche gli altri 3. Ritorniamo, mi suggeriscono dalla regia, nella zona dell'arrivo con Romina Disconzi, che la vedo
insieme a due importanti personaggi. Lascio a te la presentazione. Romina, prego. Prego Romina, sei già inquadrata, sei in linea. Non è ancora pronta la nostra Romina Disconzi. Sull'immagine a sinistra vedete il sottoscritto in studio, sulla destra. Eccoti qua Romina, mi senti? Prego, a te la linea e anche la presentazione dei tuoi ospiti che ho riconosciuto, ma lascio a te chiaramente la responsabilità di citarli. Prego. Ora mi sentite? Sì, ora ti sentiamo, forte e chiaro. Ok, dalla regia prego. mi dicono che abbiamo il segnale. Sono qui nella zona arrivo con le istituzioni. Partiamo dalla padrona di casa, ovvero dalla sindaca di Gaglio, Marinella Sambugaro. Vediamo intanto il passaggio degli atleti. È sempre un onore abbracciare l'arrivo della carovana. Infatti è un onore e un piacere ospitare di nuovo qua la Medio Brenta. Per noi è quasi di casa, si può dire, perché ogni anno viene ospitata e per noi è un gran piacere averla anche quest'anno. Una macchina organizzativa consolidata oramai. Sì, è molto anche organizzati, molto bene nei minimi particolari, sono proprio precisi e questo ci fa anche onore, fa onore al ciclismo e fa onore a tutti i partecipanti ma anche gli appassionati del ciclismo. Quanto è importante avere come volano lo sport per far parlare anche del proprio territorio? Beh, penso che lo sport sia anche un segno di vita, più che far parlare del territorio, sia anche un modo per avvicinare i giovani e responsabilizzarli, perché lo sport è vita e gli dà anche le giuste regole del mondo di vivere, soprattutto in questo periodo. Però è anche una vetrina per noi, perché dà un po' l'immagine di Gaglio, fa vedere un po' di posti anche che non sono conosciuti perfettamente, come i nostri piccoli contrade, i nostri piccoli paesi, e quindi noi ci teniamo tanto ad avere queste manifestazioni. Bene, noi ringraziamo la sindaca e se mi date spazio faccio anche parlare, abbiamo il piacere e l'onore di avere anche qui il vicepresidente vicario della Lega Ciclismo, ma è soprattutto un veneto, quindi oggi doppia valenza, anche per il suo ruolo istituzionale in Consiglio regionale ovviamente. Assolutamente, la Medio Brenta è sempre una gara ad altissimi livelli dove vediamo, e l'abbiamo visto, stiamo vedendo anche oggi, atleti di primissimo livello che sicuramente faranno bene nei prossimi anni a livello professionistico. È un bel percorso, tra l'altro sono strade che utilizzo anch'io quando ho il tempo di farlo. Proprio la settimana scorsa ho fatto il tratto da Santa Caterina a Fontanelle eccetera, solo che io lo faccio leggermente più piano rispetto a loro, però veramente vedere questa qualità di atlete, questa qualità di squadre fa onore a Medio Brenta, fa onore agli organizzatori. Devo dire, una gara organizzata benissimo, ho visto personale di sicurezza ad ogni incrocio, ad ogni uscita critica, quindi veramente complimenti agli organizzatori perché la fanno sempre in maniera egregia, mettendo in sicurezza gli atleti, mettendo in sicurezza anche chi utilizza le strade, quindi veramente è un piacere essere qui oggi. Lei, appassionato di ciclismo, non poteva mancare. Allora, la cosa bella a livello istituzionale è di poter seguire anche le cose di cui si ha passione, e quindi quando ho l'opportunità di vedere appunto da vicino e di partecipare a eventi come questi lo faccio sempre. Un mesetto e qualcosina fa eravamo ad Asiago all'arrivo del Giro d'Italia, oggi siamo qua a Gaglio per la Medio Brenta. Devo dire che l'altipiano d'Asiago dal punto di vista ciclistico si presta veramente a tante possibilità e anche a gare agonistiche di altissimo livello. Ma possiamo dire che quest'anno il Veneto è stato assoluto protagonista, sia nel ciclismo di alto professionistico sia per quanto riguarda la categoria dilettanti? Sì, devo dire che dal punto di vista organizzativo anche i rapporti con RCS Sport ci hanno permesso, tra Giro d'Italia, Giro Women, Giro E, di fare 750 km di percorso ufficiale in Veneto. Avere gare come questa, ripeto, che sono ad altissimo livello, veramente ci fa un gran piacere. Mi auguro e spero che anche dal punto di vista degli atleti possano esserci nei prossimi anni atleti veneti che vadano a ricambiare sicuramente quelli che adesso qualcuno sta anche partecipando al Tour de France, ma che possono far valere, diciamo, anche la storia ciclistica della nostra regione.
Noi ringraziamo Roberto Ciambetti, gli lasciamo godere dello spettacolo. Se ho ancora margine, ho la possibilità di avere delle altre voci. Ok, abbiamo l'assessore allo sport del Comune di Gaglio. Se mi raggiunge, facciamo due parole anche con lui, perché ovviamente l'amministrazione ha lavorato da vicino con gli organizzatori per l'ottima riuscita di questa corsa, che oramai è diventata tradizione. Sì, questa ormai è diventata una corsa importantissima a livello proprio degli under 23, è internazionale, ci sono un sacco di squadre che vengono dall'estero, per cui è una gara che sta ogni anno acquisendo sempre più prestigio, insomma, sta diventando anche un trampolino di lancio per questi giovani che dopo hanno spesso la possibilità di diventare dei professionisti l'anno successivo, quindi è una bella cosa e ne siamo molto fieri, insomma, ecco. Parlando piano, il meteo ci ha concesso una tregua. Speriamo, dai, purtroppo oggi il tempo non ci ha aiutato, insomma, ecco, perché tanta acqua qui all'arrivo e dispiace, insomma, ecco, perché anche gente c'è sicuramente meno gente proprio per colpa delle condizioni meteo, insomma, questo è un peccato perché questa gara meriterebbe sempre un grande pubblico, insomma, una grande presenza. Chiedo alla regia se abbiamo ancora margine, abbiamo degli altri protagonisti. Ok, allora chiedo intanto, perché non c'è solo la provincia berica coinvolta in questa gara, ma c'è anche la provincia padovana. Abbiamo qui la possibilità di intervistare Ivan Parise, che è dell'amministrazione di San Giorgio in Bosco, altro comune coinvolto dal passaggio dalla Medio Brenta. Beh, allora io intanto ringrazio tutto lo staff e l'organizzazione per l'invito. Noi come comune siamo sempre molto contenti di ospitare il Giro del Medio Brenta e quest'anno l'abbiamo fatto anche aggiungendo 2 tappe a punti. Ho visto un'organizzazione che ogni anno si migliora e anche tenendo conto di questo meteo che era un po' incerto, comunque siamo stati anche molto fortunati. Io credo che eventi di questo tipo vanno sempre valorizzati, a maggior ragione anche perché il Giro del Medio Brenta è uno di quegli eventi che in Veneto sono sportivamente uno tra i più importanti. Noi come Comune di San Giorgio in Bosco siamo sempre favorevoli a qualsiasi iniziativa sportiva, anche perché lo sport, è vero, diciamo sempre che fa bene, è una delle frasi che dicono tutti, fa bene al fisico, fa bene alla mente, fa bene al corpo, però di fatto crea anche aggregazione, crea comunità e soprattutto in un contesto giovanile aiuta anche i ragazzi ad uscire da certi tipi di magari anche disagi per entrare a far parte di comunità, per avere un senso di aggregazione, e questo non può che fare bene per creare una comunità partecipe, quindi ben vengano eventi di questo tipo e viva il Giro del Medio Brenta e viva tutti i comuni che ne fanno parte e hanno contribuito alla sua organizzazione. Anche a lei ovviamente lasciamo spazio per godere del prossimo e ultimo passaggio qui sul traguardo di Gaglio, che sarà quello definitivo. Chiedo un attimo, c'era anche l'amministrazione di Roana, giusto? Mi stanno raggiungendo? Do la linea a Silvio? Credo che Silvio Martinello ha bisogno della linea, per cui ci aggiorniamo a brevissimo. Lascio la linea a Silvio. Grazie di questi contributi che ci hanno consentito anche, diciamo così, di coprire quella parte di percorso in cui non potevamo essere presenti con le nostre motoriprese per mancanza di segnale, ma solo dal drone, che ci hanno comunque fatto capire e ci hanno fatto vedere che davanti c'è stata un'ulteriore selezione. Si sono staccati definitivamente Kevin Biel della General Store e anche Diego Bracalente della MBH Bank Ballan CSB. Sono rimasti in questo momento in 4 corridori al comando, tra loro Matteo Ambrosini, abbiamo Matteo Torres Ramirez, abbiamo anche il dorsale numero 20 Valerio Conti, mentre il gruppo principale continua ad avere un ritardo intorno ai 2 minuti, lo vediamo inquadrato da questa immagine dall'alto. Dovete, insomma, e lo dico per gli appassionati che ci stanno seguendo, siete sempre molti a seguire queste dirette, chiaramente, che aiutano anche per chi non è presente o magari anche chi è presente a seguire la corsa in quei punti in cui non può essere visivamente, appunto con i propri occhi, che sull'altopiano di Asiago ci sono diversi punti dove le nostre motoriprese faticano a mandare il segnale perché non c'è una copertura sufficiente, quindi queste immagini dall'alto certamente ci aiutano a capire che tipo di evoluzione sta prendendo la gara. Qui siamo con il gruppo di testa
e vedete che continuano ad esserci diversi momenti, diciamo così, in cui si prova a fare la differenza. Nel frattempo siamo già a 10 km dal traguardo, si è già transitati al Gran Premio della Montagna di Stoccaredo con il passaggio di Valerio Conti della Solution Tech Vini Fantini, dorsale numero 20, che appunto che è transitato in prima posizione al Gran Premio della Montagna. Io chiedo alla regia, visto... Ok, allora ritorniamo, mi dicono dalla regia, dalla nostra Romina Disconzi, per l'ultimo aggiornamento dal traguardo. Siamo a 10 km dall'arrivo. A te la linea, Romina. Ovviamente abbiamo parlato troppo in fretta ed è arrivato l'acquazzone nuovamente, quindi noi abbiamo però la fortuna di avere qui un'altra voce dell'amministrazione del vicino comune di Roana. Abbiamo infatti l'assessore allo sport del comune di Roana, che è Fabio Rebeschini. Roana presente qui all'arrivo della Medio Brenta. Sì, siamo qui presenti, invitati ovviamente dall'amministrazione di Gaglio e dal comitato che ha organizzato questa gara. Siamo orgogliosi di essere qui a tifare per il nostro atleta di casa, che è Matteo Ambrosini, e comunque per complimentarci con tutta l'organizzazione. Non mi dilungo su quello che hanno già detto i colleghi in merito appunto all'organizzazione. Niente, speriamo che questi ragazzi nel proseguo degli anni di rivederli in manifestazioni ben più grandi di queste, che diventino professionisti e che continuino la loro passione per questo sport, che è bellissimo, e che su queste nostre terre ha già visto arrivare il Giro d'Italia in tante edizioni. Quindi ben vengano tutti i giovani, anche più di questi, perché sappiamo quanta passione c'è attorno a questo sport. E niente, siamo qui ancora per dire forza Matteo, manca poco, chissà che arrivi al traguardo prima di tutti. Anche Roana è spesso coinvolta nei passaggi del grande ciclismo. Sì, anche Roana ha avuto nel passato l'arrivo appunto proprio a Roana di qualche gara dilettantistica del ciclismo, dove facevano passare, diciamo, per la salita di Pedescale a Rozzo e l'arrivo a Roana. Adesso da un po' di anni che non c'è più, speriamo di portare anche nel nostro territorio ancora queste manifestazioni. Noi ringraziamo l'assessore, vi riconcederei la linea e magari ci aggiorniamo a ridosso dell'arrivo. Adesso veramente, visto che Silvio è il meteorologo di turno, sappi che dopo l'acquazzone è risorto il sole, per cui c'è speranza di vedere un arrivo che non sia bagnato. Come d'abitudine, dopo l'acquazzone, dopo la tempesta, esce il sole. Siamo in estate e questo accade, lo vediamo anche da queste immagini, stiamo inquadrando ancora dal nostro drone. Questi sono atleti in ritardo che sono superati dalle varie ammiraglie che chiaramente vanno sulla testa della corsa. Abbiamo sentito il rappresentante dell'amministrazione comunale di Roana parlare di Matteo Ambrosini, dorsale numero 1, MBH Bank Ballan CSB, fa parte degli uomini di testa, fa parte degli uomini che si sono ulteriormente selezionati rispetto agli 8 che erano in precedenza. Lui che appunto è nato proprio ad Asiago il 23 aprile del 2002, quindi ha compiuto 23 anni lo scorso 23 aprile, uno degli attesi protagonisti che per ora, quando mancano meno di 10 km dal traguardo, sta confermando le attese e soprattutto sta dando grandi speranze ai tanti appassionati che stanno attendendo il risultato finale. E ora andiamo, prima di concentrarci sul gran finale, con una breve striscia pubblicitaria. Mi raccomando, non andate via, perché tra poco conosceremo il vincitore della 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Prego regia.
Benvenuti nel mondo di Extra Ciclismo, dove il ciclismo, le emozioni dello sport sono sempre al centro dell'attenzione. Extra Ciclismo è un appuntamento fisso ogni giovedì alle 21:05 in onda in televisione su Telechiara e poi anche in streaming, visibile da tutte le parti del mondo sul canale YouTube di ciclismoweb.net. Ma le nostre produzioni non finiscono qui, perché con Extra Ciclismo, con Ciclismo Web ed Beta Cycling è possibile seguire i grandi eventi in tempo reale, in diretta streaming, con il commento dei grandi intenditori e con le immagini che arrivano direttamente dal cuore del gruppo. E allora, se anche tu sei un organizzatore, se anche tu vuoi valorizzare il tuo evento, non temere, contattaci subito, siamo pronti per venire all'interno della tua manifestazione e raccontarla all'intero mondo. Eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante? Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Eccoci di nuovo in studio, avevamo preparato tanti contributi, ma visto che ormai siamo vicini al traguardo ve ne proponiamo uno solo, e si tratta dell'intervista al presidente del Veloce Club Villa del Conte, società organizzatrice. Si tratta di Michele Michielon. Prego la regia di mandare in onda questo contributo. Michele Michielon, presidente del Veloce Club Villa del Conte. Oggi è una giornata impegnativa dal punto di vista organizzativo, ma già è tutto pronto. Beh, oggi è una giornata impegnativa, però siamo quasi all'orario di partenza, quindi gran parte del lavoro è fatto e speriamo di arrivare così alla fine. Una edizione che si preannuncia anche quest'anno molto spettacolare, incerta fino all'ultimo. Beh, è un'edizione importante, la 39esima, abbiamo 168 partenti, vedevo le ultime liste, e quindi è una lista completa, insomma, con i 175 iscritti abbiamo solamente 7 defezioni, quindi ci sta. Arrivo a Gaglio, ci si aspetta un gran finale di corsa, ma soprattutto dopo il finale di corsa bisognerà guardare la 40esima edizione. Allora, intanto facciamo questa, che è la 39esima, ci sarà un bel arrivo a Gaglio, facciamo un giro in più rispetto all'anno scorso e speriamo vinca un corridore importante e speriamo sia anche un corridore di casa, insomma. Dopo penseremo più avanti alla 40esima. Bene, grazie al contributo con l'intervista a Michele Michielon. Ritornano anche le immagini e vedete che la situazione si è ricompattata, perché rispetto al gruppetto di 8 sono rimasti in 7, è riuscito a rientrare anche Kevin Biel. L'unico corridore che ha perso contatto, mancano 8 km al traguardo, è Diego Bracalente, uno dei 3 portacolori della MBH Bank Ballan CSB, che ha perduto terreno ed è cronometrato a 44 secondi di ritardo, ad 1 minuto e 48 un secondo gruppo inseguitore, che a meno di clamorose sorprese ritengo che sia per Diego Bracalente, che faceva parte insieme ai suoi 7 ex compagni di fuga del gruppo di testa e del gruppetto che sta pedalando a 1 minuto e 48 di ritardo, sia abbastanza complicato, appunto a meno di clamorosi eventi, rientrare in testa alla corsa. Quindi tra questi 7 uomini al comando che seguiremo fin sul traguardo, vedete in grafica, Radio Informazioni ci segnala che siamo a 7 km dal traguardo, la nostra grafica 7.8, insomma più o meno la situazione è quella che vi stiamo raccontando, circa 7 km al traguardo, con lo scatto che cogliamo proprio in questo momento dell'ucraino Kirilo Zarenko, che prova a sorprendere gli altri compagni di fuga, ma c'è stata immediatamente la reazione. Ha provato Luca Cretti, che mi sembra stanchissimo, MBH Bank Ballan CSB, che mi sembra stanchissimo, infatti ha desistito e ora fatica a tenere il ritmo dei compagni di fuga. Molto in palla invece Matteo Ambrosini, sempre MBH Bank Ballan CSB, che atleta di casa, lui che è nato ad Asiago e che lui ipermotivato, con una condizione che fino a questo momento
non ha dato segni di particolari difficoltà e con tanti appassionati che stanno attendendo proprio lui sul traguardo di Gallio. Era inevitabile che qualcuno provasse ad anticipare e a provare a sorprendere i compagni di fuga. Sono proprio le due formazioni che a questo punto si equivalgono dal punto di vista di elementi in questa fuga, la MBH Bank Ballan CSB e la Solution Tech Vini Fantini, le due formazioni che hanno due atleti. Ora Luca Cretti, che era quello che appariva più in difficoltà, ne approfitta per questo rallentamento per impegnarsi in questo scatto, uno scatto un po' telefonato, prontamente stoppato da Zarenko. In ultima posizione, in settima e ultima posizione del gruppo di testa, proprio lui, Matteo Ambrosini. Matteo Ambrosini, che fino a questo 2025 è stato fino a questo momento protagonista di una stagione molto positiva, ha esordito proprio all'esordio alla Coppa San Geo vincendo la classica bresciana organizzata dall'amico Gianni Pozzani, un altro successo al trofeo Matteotti il 10 maggio scorso, una seconda posizione sempre nel mese di maggio, cito i risultati più rilevanti, alla 2 giorni marchigiana, quindi già 2 successi per Matteo Ambrosini e vediamo se oggi arriverà il terzo. Mentre ora c'è lo scatto, attenzione, dell'equadoregno, portacolori della UAE Emirates Generazione Z, ed è Valerio Conti che reagisce alla sollecitazione dell'equadoregno. Non c'è la reazione. Non c'è la reazione, prova Matteo Ambrosini che voltandosi ho avuto la netta sensazione che cercasse la sagoma di Luca Cretti, che invece deve essersi staccato perché non lo vedo più far parte dopo quel tentativo. Si è staccato definitivamente perché ora è Matteo Ambrosini che si impegna per cercare di andare a riparare a questo scatto dell'equadoregno Mateo Torres Ramirez, prontamente stoppato da Valerio Conti, atleta con molta esperienza chiaramente, tanti anni anche proprio nella UAE Team Emirates, formazione professionistica, una stagione nell'Astana, nel team Corratec 23-24 e in questo 2025 il ritorno, diciamo così, chiamiamolo con rispetto, declassamento dopo il professionismo in una formazione di rango inferiore, Team Solution Tech Vini Fantini, però un atleta di 32 anni, classe 1993, che insomma ha avuto tantissime stagioni tra i professionisti, successi anche in una tappa alla Vuelta a Spagna nel 2016, Trofeo Matteotti nel 2020, Gran Premio Beghelli nel 2014, quindi discreta carriera tra i professionisti per Valerio Conti, che insieme a Matteo Torres Ramirez, nel frattempo c'è stata la reazione, non è ancora chiuso il gap, è Filippo Turconi con Luca Cretti e Zarenko. Si è staccato Matteo Ambrosini, mancano 3 km al traguardo, tratto velocissimo prima di entrare, siamo già comunque nel territorio comunale di Gallio, prima di entrare proprio nel centro della località di Gallio, 2 km, 2000 metri, sta per essere raggiunto ed è Luca Cretti che sembrava in difficoltà, che invece ha avuto la forza di reagire, che riporta Turconi e Zarenko sulla coppia di testa, quindi si forma questo quintetto. Rilancia Valerio Conti, prova a rilanciare la propria azione Valerio Conti, ora la superiorità numerica è per la formazione della Solution Tech Vini Fantini, Serge Parsani in ammiraglia, vecchia conoscenza, mentre Matteo Ambrosini con Biel, sta con Kevin Biel, corridore danese della General Store, che non gli dà una grossa mano, e ho la sensazione che per il danese siano al lumicino ormai di energie. 1500 metri, ci stiamo avvicinando alla Flamme Rouge, al triangolo rosso che indica i corridori, gli ultimi 1000 metri di gara, prova
con tutto ciò che è rimasto Matteo Ambrosini a rientrare nel quintetto di testa. Sarà un'operazione complicata e anche se dovesse riuscire credo molto dispendiosa. Ultimo chilometro, lo vedete sulla sinistra, il banner bianco con il triangolo rosso, ultimi 1000 metri, tratto ancora in leggera discesa, poi la strada inizierà leggermente a salire. La nostra motoripresa chiaramente non può sopravanzare Biel e Ambrosini perché il gap nei confronti dei 5 uomini al comando è troppo limitato e quindi andrebbe chiaramente ad interferire sulla regolarità della gara. Ora affianca, vediamo davanti cosa succede, sono sempre tutti e 5 insieme con Valerio Conti sempre in prima posizione, ultima curva a circa 230 metri dal traguardo. Può darsi che Ambrosini e Biel possano riuscire ad agganciare i 5 uomini al comando. Ora ci prova Biel e c'è il ricongiungimento e qua sicuramente ci sarà chi proverà ad andarsene via dritto ed è proprio Kevin Biel seguito da Matteo Ambrosini, ma Zarenko se ne accorge, non vuole farsi sorprendere. L'ucraino della Solution Tech Vini Fantini. Ora attenzione a Matteo Torres Ramirez, si cerca di prendere posizione prima dell'ultima curva, ecco la strada anche leggermente bagnata, attenzione, Zarenko in prima posizione con Turconi sulla sua ruota, Luca Cretti che lancia una volata lunghissima, affiancato e supportato da Filippo Turconi che va a vincere nettamente la 39esima edizione del Giro del Medio Brenta davanti a Luca Cretti che coglie la piazza d'onore. Attendo il replay per capire anche. In terza posizione Valerio Conti, quindi questo è l'ordine d'arrivo, il podio di questa 39esima edizione del Giro del Medio Brenta, con Filippo Turconi che va a vincere in modo netto, riuscendo ad uscire dall'ultima curva dalla ruota di Luca Cretti, che ha lanciato lo sprint ad oltre 200 metri dal traguardo, ma che si è dovuto accontentare della seconda posizione, battuto in modo netto da Filippo Turconi, VF Group Bardiani CSF Faisanè, Mirko Rossato il direttore sportivo in ammiraglia, seconda posizione Luca Cretti MBH Bank Ballan CSB, Flavio Miozzo in ammiraglia. Qui vediamo il replay con il momento in cui Filippo Turconi va ad affiancare Luca Cretti e lo supera agevolmente. Continua a guardare sotto per capire se qualcuno a propria volta sarà in grado di impensierirlo, ma nulla da fare. Vince nettamente Filippo Turconi, che va a cogliere questo importantissimo successo in una stagione già particolarmente, diciamo così, interessante per lui. Filippo Turconi, che aveva già vinto in questa stagione un'altra importante manifestazione internazionale in terra veneta, il Trofeo Piva, la prima domenica di aprile. Ora sono passati 90 giorni, prima domenica di luglio, e va a cogliere un ulteriore successo in questa importante stagione con la vittoria al Giro del Medio Brenta, giunto alla 39esima edizione. Nel frattempo tanti piazzamenti per lui in questa stagione: quarto al Gran Premio del Recioto, secondo al Giro della provincia di Biella, organizzato dall'amico Filippo Borione, e quindi una stagione assolutamente da incorniciare per Filippo Turconi, che è stato protagonista anche al Giro d'Italia Next Gen, quinto in classifica generale. Il miglior piazzamento nelle 8 frazioni è stata la seconda posizione nella quinta frazione, la Fronzola d'Arda Gavi. Quindi siamo con, sento dalla regia le voci appunto,
Perfetto, allora con Romina Disconzi stiamo recuperando le voci dei protagonisti, nel frattempo non andate via, mandiamo una striscia pubblicitaria, al rientro le interviste di rito dei protagonisti di questa 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Prego la regia. Che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante? Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Romina, io i pantaloni corti ce li ho, le valigie sono pronte in macchina, andiamo al mare? Assolutamente no, extraciclismo rimane anche d'estate. Extraciclismo non va mai in vacanza, anche in questa estate caldissima siamo pronti per raccontarvi il meglio del ciclismo. E quando andiamo in onda? Come di consueto il giovedì sera 21:05 su Telechiara e sul canale YouTube di ciclismoweb.net in streaming. Vi aspettiamo ogni giovedì sera a partire dalle 21:05 perché abbiamo tante immagini, tante gare, tante emozioni da raccontare. Io sono al podio, date voi a disposizione per l'intervista. Bene, rientriamo in studio dopo questa striscia pubblicitaria e dopo il promo chiaramente della ormai tradizionale trasmissione Extraciclismo che viene in onda ogni giovedì puntuale alle 21:05. Io do la linea a Romina Disconzi che è insieme a Filippo Turconi, il vincitore della 39esima edizione del Giro del Medio Brenta, dopo il successo al Trofeo Piva, un'altra internazionale che va ad arricchire il palmarès personale del Siamo qui con dell'atleta. Filippo Turconi, il leader del Giro del Medio Brenta, un successo che vale tantissimo per te. Sì, diciamo che la gara alla fine, anche se era la prima volta che la facevo, avevo visto che era abbastanza dura. Mi piaceva e vabbè, come sempre quando si viene a correre si viene per provare a vincere. Quando hai iniziato a capire che la gamba stava girando bene? No, vabbè, già subito ho sentito che la gamba era buona, poi quando abbiamo iniziato a sgasare sulla salita lunga lì ho capito che la gamba c'era. E a chi dedichi la vittoria? No, vabbè, la vittoria la dedico a tutta la squadra, che ringrazio per l'aiuto che mi hanno dato oggi ma anche nelle altre gare. E vabbè, alla famiglia Reverberi, agli sponsor e alla famiglia. Bene, ti lasciamo andare al cerimoniale, grazie. Dallo studio avete bisogno della linea o proseguo con gli altri? Ok, allora vediamo di individuare gli altri corridori del podio. Datemi solo un secondo, Il dorsale numero 20, Valerio Conti, ce l'hai lì vicino, non mi sente Romina, allora riprendiamo la linea dallo studio, il varesino Filippo Turconi, cresciuto nella categoria juniores alla Bustese Olonia, società che allora era gestita e diretta da Marco Della Vedova, amico ex professionista e che ha sfornato tanti talenti, uno su tutti Filippo Ganna, sfortunatissimo ieri il suo esordio al Tour de France, grande corsa a tappe francese, la Grand Boucle che è iniziata proprio ieri, che ha costretto Filippo Ganna dopo una caduta al ritiro, appunto sfortunatissima questa
questa stagione per il campione olimpico e più volte campione del mondo, uno degli elementi, se non l'elemento più rappresentativo del nostro panorama ciclistico professionistico. Un altro varesino, appunto Filippo Turconi, che dopo il successo al Trofeo Piva nel mese di aprile va ad arricchire il suo palmarès personale con questa ulteriore perla in una prova internazionale, la 39esima edizione del Giro del Medio Brenta, un corridore particolarmente dotato quando le gare presentano difficoltà di una certa rilevanza, e anche oggi ha fatto vedere di che pasta è fatto e soprattutto il grande talento che ha a disposizione. Direi che oltre alle sue buone qualità di scalatore ha messo sulla strada anche la capacità di saper gestire anche uno sprint ristretto come quello che ha dovuto affrontare per garantirsi il successo in questa 39esima edizione del Medio Brenta. Io ridò la linea a Romina Disconzi, che è con Valerio Conti, che si è piazzato in terza posizione. Prego Romina. Terzo classificato sul podio del Giro del Medio Brenta è sicuramente un podio che fa la differenza. Sì, una corsa che è stata anche difficile, molto difficile dal punto di vista tattico. Volevo solo aspettare la volata, mi sentivo bene, solo che poi sono cominciati scatti e controscatti e lì subentra anche la fortuna. E ci ho provato con l'UAE. Ci hanno ripreso a 500 metri dall'arrivo, lì è stato lo sforzo massimo che poi mi ha penalizzato sull'arrivo, e invece di fare un buono sprint ho fatto terzo, che però non è un brutto risultato. Perfetto, ti lasciamo andare al cerimoniale. Io avevo intercettato anche Gilberto Simoni, vai pure. Esatto, adesso vediamo se riusciamo, se mi lasciate un attimo la linea, vedo di intercettarlo. Allora, datemi un secondo. Ve l'avevo annunciato prima che avremmo avuto anche Gilberto Simoni, lo stiamo rincorrendo. Permesso signora, scusi? Gibo! Ce l'ho. No, ti devo rubare un secondo perché sono in diretta con Silvio che ti saluta ovviamente. E ci giriamo così vediamo l'arrivo. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Gilberto Simoni, ne avevamo parlato prima nel collegamento. Gilberto, tu questo tracciato lo conosci benissimo e ovviamente c'è una doppia valenza perché tu hai anche vestito la maglia della Ballan. Sì, sicuramente oggi sono qui anche per quello, ma dopo ci sono i nostri ragazzi e sicuramente ci tenevano a fare una bella gara, ma io credo abbiamo fatto una bella gara, abbiamo vinto, come società abbiamo sicuramente vinto, e anche l'organizzazione di Flavio, insomma è una gara prestigiosa, questa merita, c'erano veramente dei ragazzi forti e abbiamo ben figurato come squadra. Tu ci tieni molto questi ragazzi, ti stai impegnando con il movimento per cercare di dare anche delle risposte alle quali il movimento ancora fatica a rispondere. Ma no, le risposte, io credo non ci sono risposte, bisogna tornare un po' alla normalità, tornare un po' indietro e far crescere questi ragazzi un po' tranquillamente. Questa è una categoria ormai a parte perché insomma il dilettantismo o semi-professionismo come è la gara di oggi, insomma questa merita attenzione. Un po' le categorie giovanili insomma secondo me sono un po' spremute e questo sicuramente non dà spazio un po' a tutti questi ragazzi di crescere. E dopo vediamo che magari abbandonano un po' troppo presto anche per coltivare e mantenere quella tradizione che alimenta il ciclismo nell'avvenire, nell'organizzare, nell'essere presenti alle corse come organizzatori, come direttori sportivi, come sponsor, insomma. Quindi insomma bisogna un po' tornare alla normalità, alle cose semplici. Ed è per questo che tu ti sei messo in gioco forse, no? Ma io sono in gioco da un pezzo perché con la Monte Corona sono dirigente, sono direttore di corsa e la squadra MBH è venuta un po' per amicizia con questi ragazzi ungheresi, con questo movimento che sta crescendo e sicuramente loro vengono in Italia perché abbiamo un ciclismo buono, insomma, cosa che noi non riusciamo forse neanche a coltivare. Allora, noi dobbiamo lasciare Gibo perché è atteso anche al cerimoniale, so che però ci teneva a salutare Silvio.
Sì, ciao Silvio, no, ho ben sentito la telecronaca, sicuramente insomma una gara così merita questa attenzione. Grazie. Bene, vi restituiamo la linea e ci dirigiamo verso il podio. Grazie Romina, un saluto a Gilberto, insomma parole sempre molto pertinenti e sagge di uno che il movimento lo conosce bene e che da anni è impegnato anche con il movimento giovanile. Abbiamo sentito insomma che, come molti che lo conoscono bene, ha alcune preoccupazioni, insomma direi che sono assolutamente giustificate. Bene, abbiamo seguito una manifestazione particolarmente interessante dal punto di vista tecnico, che non si è fatta mancare nemmeno qualche goccia di pioggia. Ora fortunatamente a Gaglio ha smesso di piovere, anche se il cielo, come vedete, continua ad essere nuvoloso. Abbiamo assistito ad una prova molto interessante dal punto di vista tecnico, stiamo attendendo di potervi proporre anche il podio della manifestazione, podio che vede in terza posizione Valerio Conti della Solution Tech Vini Fantini, in seconda posizione Luca Cretti della MBH Bank Ballan CSB e in prima posizione Filippo Turconi VF Group Bardiani CSF Faisanè. Secondo successo di grande rilevanza per il varesino, appunto della formazione dei Reverberi, di Bruno e Roberto Reverberi, con Mirko Rossato invece che da anni ha la responsabilità di seguire il settore giovanile di questa formazione, di cui Filippo Turconi fa parte dal 2024, dopo aver condotto la sua carriera nella categoria juniores con la Bustese Olonia. Un corridore che qui stiamo vedendo, il varesino appunto della VF Bardiani CSF Faisanè, che ha saputo gestire al meglio questa delicata volata. Abbiamo sentito anche la delusione di Valerio Conti, che facendo leva anche sulla sua esperienza contava di cogliere un piazzamento migliore rispetto alla terza posizione, ma Filippo Turconi è stato il più abile e il più fresco anche, probabilmente perché il suo successo è un successo nettissimo ad entrare nell'ultima curva a 230 metri dal traguardo alla ruota di Luca Cretti, che ha avuto il coraggio, nonostante la tanta stanchezza, di lanciare uno sprint lunghissimo, affiancato e superato da appunto Filippo Turconi, che è andato a cogliere il successo, Luca Cretti della MBH Bank Ballan CSB, che dopo il successo nel 2024 colto con Sergio Meris sperava appunto di fare il bis in questo 2025, invece ha dovuto arrendersi alla progressione di Filippo Turconi, che vediamo qui inquadrato, già pronto per salire sul podio a raccogliere i premi, chiaramente, e sono molti, destinati ai protagonisti, e anche l'applauso del pubblico che, nonostante la pioggia, è rimasto sulla linea del traguardo e nella zona delle premiazioni per applaudire i protagonisti. Qui siamo con un'immagine ancora sulla linea d'arrivo, ma abbiamo la possibilità anche di sentire la voce di un deluso probabilmente, o forse no, Luca Cretti, il secondo di questa 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Passo la linea credo ad Andrea Fine, perché credo che sia lui, dopo essere sceso dalla moto, a raccogliere le impressioni al volo di Luca Cretti. Prego Andrea. Luca Cretti, secondo per la seconda volta sul traguardo del Giro del Medio Brenta, sembra quasi una maledizione. Ma sì, oggi ero partito per vincere, ci credevo davvero, sapevo di stare bene e sapevo che la gara sarebbe stata adatta a me e si poteva fare davvero una buona prestazione. Poi per vincere deve girare tutto bene, non sempre è così, in realtà quest'anno non è ancora stato così, però siamo lì e prima o poi arriverà. Nel finale insieme a Matteo Ambrosini vi siete giocati al meglio le vostre carte, ci tenevate davvero a questa corsa? Ma sì, ci tenevamo, io particolarmente ho provato gli ultimi 10 km, continuavo a attaccare, a provare, ma ci correvamo dietro tutti nel gruppetto e nessuno voleva lasciare niente al caso. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non c'è stato niente da fare, siamo arrivati in volata. Miozzo, il direttore sportivo, si era raccomandato insomma, di entrare per primi all'ultima curva per tentare tutte le carte fino alla fine, visto che sicuramente non sono il più veloce che c'è in gruppo, e quindi abbiamo detto proviamo a entrare per primi, che è l'unica chance che abbiamo. Io così ho fatto, sono entrato primo e poi ho dato tutto fino all'arrivo e
Turconi è stato più forte, è giusto così, vabbè, complimenti a lui, io sono sicuramente contento della mia prestazione, meno del risultato, però dai, dà fiducia ancora in più per le prossime. Un secondo posto che comunque conferma che hai un'ottima condizione. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sì, sicuramente la condizione non manca, adesso gli obiettivi sono divertirsi il più possibile in tutte le prossime gare e poi il resto verrà da sé, se sarà, altrimenti l'importante è che mi diverto, poi vedremo. Allora, grazie a Luca Cretti, la linea torna a Silvio Martinello in studio, siamo ormai pronti per la cerimonia di premiazione. Grazie Andrea, abbiamo sentito anche la delusione, ma d'altro canto anche la consapevolezza di aver dato tutto ciò che aveva a disposizione da parte di Luca Cretti, che per la seconda volta si piazza in seconda posizione al Giro del Medio Brenta. L'altro piazzamento fu nel 2023, 2 stagioni fa, appunto anche in quell'occasione secondo, terzo nell'ultima edizione del trofeo Alcide De Gasperi. Non arriva ancora la vittoria, ma sono certo che arriverà presto con questa condizione. Nel frattempo si è composto anche il podio delle premiazioni con le autorità e con le miss che stanno attendendo i protagonisti. Vediamo il presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, vediamo la sindaca di Gaglio, Marinella Sambugaro, che insomma saranno impegnati in rappresentanza delle istituzioni. Vediamo anche il presidente del Veloce Club Villa del Conte, società che ha avuto la responsabilità appunto dell'organizzazione, Michele Michelon, che sono pronti e in attesa degli atleti che verranno chiamati dallo speaker. Nel frattempo ha ricominciato a piovere, insomma questo lo segnalo perché vedo diversi ombrelli aperti e quindi questa premiazione si svolgerà appunto con la pioggia che continua a cadere a Gaglio, ma è tutto pronto e saremo in grado a questo punto anche di darvi le immagini in diretta delle premiazioni, del podio che vi ricordiamo vede Valerio Conti in terza posizione, Luca Cretti in seconda posizione, in prima posizione Filippo Turconi. Nel frattempo ne approfittiamo anche per darvi i prossimi appuntamenti che, se vorrete, potrete seguire insieme a noi dal 17 al 20 per 4 giorni la gara tappe per allievi di Fiume Veneto, le Fiumane, una manifestazione dedicata alla categoria allievi. E domenica 27 in formato beta cycling, invece domenica 27 in formato ciclismo web, quindi con diretta, con lo studio, con le nostre motoripresa, con i droni, una delle prove più tradizionali del nostro calendario, la Bassano Montegrappa, dedicata agli elite e agli under 23, quindi domenica 27 se vorrete potete essere in nostra compagnia. Domenica 3 agosto Giro della provincia di Pordenone, da Valvasone, in provincia di Pordenone appunto, manifestazione in formato beta cycling riservata alle donne elite, e poi grande appuntamento con un'altra appuntamento internazionale, domenica 10 agosto, Gran Premio Sportivi di Poggiana, da Poggiana di Riese Pio X, manifestazione internazionale dedicata alla categoria Under 23, domenica 10 agosto, attenzione, non mancate, perché tradizionale appuntamento per una delle manifestazioni più importanti di tutto il calendario internazionale per la categoria Under 23. È già stato chiamato Valerio Conti, che occupa la terza posizione del podio tricolore preparato a Gaglio per la premiazione della 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Sale sul podio e si complimenta con Valerio Conti anche il bresciano Luca Cretti, laziale invece Valerio Conti, lombardo e bresciano Luca Cretti. E ora è la volta invece del vincitore, anche lui lombardo, il varesino Filippo Turconi della VF Group Bardiani CSF Faizanè, dopo aver conquistato il successo al Trofeo Piva nella prima domenica di aprile. Ora altro grande successo per il varesino Filippo Turconi nella 39esima edizione del Giro del Medio Brenta. Raccoglie gli applausi dell'autorità e del folto pubblico che, nonostante la pioggia, si è fermato per applaudire i protagonisti. Ora la consegna dei premi da parte, i tanti premi in programma, perché la manifestazione, lo ricordiamo, ha diversi altri titoli, perché insomma la memoria anche di Genesio Ballan, di Franco Lago, del cavalier Sergio Michelone, di Luciano Ballan, tutti dirigenti
che hanno dato un grande contributo allo sviluppo e alla promozione del nostro movimento. Si completa il podio per le foto di rito. Io direi, se dalla regia mi danno l'ok, che con questa bella immagine possiamo chiudere. Cominciano a scorrere anche i titoli di coda. L'appuntamento per chi vorrà essere in nostra compagnia è da giovedì 17, nel frattempo con l'inno nazionale italiano. Vi saluto e vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Luca Cretti, Valerio Conti, questo è il podio della 39esima edizione del Giro del Medio Brenta e noi a questo punto possiamo iniziare la cerimonia di premiazione con la consegna di tutti i premi e cominciamo dal terzo corridore classificato. A consegnare la spilla sarà il vicepresidente della Lega Ciclismo Professionisti e presidente del Consiglio della Regione Veneto, Roberto Ciambetti. La confezione Rigoni di Asiago sarà consegnata dal sindaco di Gaglio, la dottoressa Marinella Sambugaro. Le miss, accompagnate dal consigliere regionale Luciano Sandonà, consegnerà i fiori. Al terzo corridore classificato Valerio Conti, Solution Tech Vini Fantini. Il secondo classificato riceverà la sfida dal vicepresidente della Lega Ciclismo e presidente del Consiglio regionale Veneto Roberto Ciambetti, la confezione Rigoni di Asiago dal sindaco di Gaglio, la dottoressa Marinella Sambugaro e naturalmente i fiori. Secondo classificato Luca Cretti, MBH Bank Ballan CSD. Il vincitore riceverà il 38esimo trofeo Memorial Genesio Ballan. A premiare sarà direttamente la figlia Evi Ballan. Sarà il sindaco Marinella Sambugaro a consegnare la confezione Rigoni di Asiago e ci sarà anche la spilla d'oro, 28esima medaglia d'oro Memorial Franco Lago, consegnata da Roberto Ciambetti. Al vincitore Filippo Turconi, Web Group Bardiani CSF Paizanè. Evi Ballan, accompagnato ovviamente dal CEO di Ballan SPA, Alessandro Ballan, che ringraziamo come sempre per l'accoglienza a casa sua. Ogni anno ci aprono le porte di questa incredibile e straordinaria azienda, la Ballan SPA, per la partenza del Giro del Medio Brenta. Valerio Conti, Luca Cretti, Filippo Turconi. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us.